Quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è ufficialmente macelleria islamica in Iran, non c'è purtroppo un altro termine che possa vagamente restituire un'immagine simile seppur per difetto a quello che sta andando in scena minuto per minuto, secondo per secondo nelle strade e nelle piazze iraniane. Secondo l'emittente Iran International sarebbero almeno 12.000 le persone uccise nelle manifestazioni dal fuoco vigliacco e pluriassassino degli Ayatollah. Tra di essi tantissimi giovani, cioè la gran parte di queste vittime ha un'età inferiore ai 30 anni, cioè morta prima di vivere la propria vita fondamentalmente. Pensate che fino un funzionario iraniano del regime ha dichiarato alla Reuters che i morti sarebbero circa 2.000. Ora, se il regime li stima in 2.000 è già un'enormità, è ultra verosimile che si sia arrivato a cifre spaventose, non realizzabili mentalmente. Voi pensate 12.000 cadaveri, provate a metterli in fila, non so quanti chilometri si possano coprire, morti semplicemente perché vorrebbero vivere in un paese diverso dall'inferno coranico in cui erano costretti, perché queste scene di queste ore, se ce ne fosse bisogno, ma evidentemente dato il dibattito spesso europeo e italiano ce n'era bisogno, fanno calare definitivamente la maschera e riportano la realtà alla sua nuda e terribile essenza. Perché cos'è il regime che dal 1979 ha sequestrato i cittadini iraniani e la grande storia della grande civiltà persiana? È questo, è violenza quotidiana, violenza di strada, è Sharia, è jihad retta a pratica di governo, a guerra sistematica contro l'infedele, perché queste persone, questi giovani sono macellati, Ayatollah Khamenei Dixit, in quanto nemici di Dio, che in Iran è proprio un reato previsto dal codice, da una versione integrale e coerente della Sharia, per cui questi nemici di Dio si possono mitragliare a caso perché non gli è riconosciuta nessuna dignità intrinseca e le moschee si rifiutano di celebrarne i funerali perché non gli è riconosciuta nessuna dignità intrinseca. Questo è il luogo che, ahimè, fin da subito, fin da quando l'Ayatollah Khomeini scese da quell'aereo nel fatale 1979, gran parte dell'intelligenza nostrana edulcorò, addirittura capovolse in una sorta di paradiso che stava realizzando un'umanità nuova, alternativa al dannato consumismo occidentale. Quella è l'umanità nuova, è la vecchissima violenza teocratica islamista praticata ormai su larghissima scala. E cade anche un'altra grossa ipocrisia di queste ore, che anch'essa si riaffaccia nel dibattito, per cui noi avremmo a che fare di fronte a Khamenei, a questi altri assassini di massa, con i rappresentanti di uno Stato. No, non sono i rappresentanti di uno Stato. Se, come ci auguriamo, Donald Trump intraprenderà un'iniziativa militare contro queste belve, non violerà nessuna sovranità iraniana. La sovranità iraniana è stata sequestrata da queste belve ormai decenni fa, che non rappresentano la struttura, la classe dirigente, l'articolazione di uno Stato. È una banda di predoni assassini che ha sequestrato la sovranità iraniana. Sono loro i ladri di sovranità iraniana, oltre che i ladri di futuro, ahimè, anche in senso fisico. Quindi sgombriamo il campo da ipocrisie, ma anche da proprio errori tecnici. Non solo non ce l'ha il paradiso, ovviamente, ma non c'è neanche rappresentato uno Stato. C'è una banda di terroristi, di jihadisti che ha sequestrato un grande Stato, una grande civiltà. Questo lo diciamo perché da pochi minuti fa Donald Trump ha postato su Truth le seguenti densissime frasi: patrioti iraniani, continuate a protestare, prendetevi le vostre istituzioni,
Annotatevi i nomi degli assassini e di chi si macchia di abusi, pagheranno un prezzo elevato. Ho annullato tutti gli incontri con i funzionari iraniani fino a quando l'insensata uccisione dei manifestanti non si fermerà. L'aiuto sta arrivando. E ci sono già le prefiche scandalizzate, ovviamente, sono già pronti a dire che Trump potrebbe violare il diritto internazionale. In Iran c'è lo scempio quotidiano del diritto, c'è la folla che chiede libertà e ormai pane, mitragliata quotidianamente da questi criminali e terroristi totalitari. E quindi sì, speriamo, visto che all'Europa non crede più nessuno, alle petizioni di principio, le lamentele, gli ammonimenti dell'Europa non crede più nessuno, speriamo che a questo post segua un'iniziativa dell'unico che può fermare la macelleria islamica. Sì, Donald Trump. Grazie a tutti, a domattina.